Buonasera, ben trovati a Focus TG. I funerali di Libero Bandini, l'anziano signore che era stato selvaggiamente picchiato ai tempi della rapina e poi morto dopo essere stato costretto per lungo tempo comunque in una sedia a rotelle. La moglie ha detto al funerale nella Bassa Piacenza d'Adige è morto chiedendo giustizia. La moglie è sempre a fianco alla bara. Rosina ha accompagnato Libero nel suo ultimo viaggio. Il saluto commosso a Ennio Libero Bandini, il 90enne di Piacenza d'Adige. Dal 2016 era in carrozzina dopo essere stato rapinato da una banda di malviventi che lo avevano picchiato selvaggiamente lui e la moglie per rubare 300 euro in contanti e qualche gioiello. Non se l'è mai dimenticata e mai l'ha mandata giù. Non voleva morire per vendicarsi. Mi è arrivata tutto un colpo così. Ce l'aveva perché a noi non ci ha dato nessun sostegno, nessuno, e loro là c'hanno tutto quello che vogliono, pallone, televisione, e invece noi non ci ha aiutato nessuno. I funerali nella chiesa di Piacenza d'Adige, il piccolo paesino della Bassa Padovana, dove i due coniugi hanno sempre vissuto. Da qui, dopo l'agguato dei banditi, hanno deciso di battersi a sostegno delle vittime di rapina e infatti gli amici Franco Birolo, Graziano Stacchio e la moglie di Walter Onichini hanno deciso di rendere omaggio a Libero. Ma una coppia da cui prendere esempio proprio, perché sempre disponibili e malgrado l'età e gli acciacchi fisici erano presenti e spesso si sono prodigati per gli altri, e questo non deve essere da esempio, appunto. Di recente ho sempre visto la sofferenza di queste persone, non sono mai riusciti a scacciare quegli incubi, quei diavoli che praticamente li tormentavano. Io l'ho visto da quando ha subito, che aveva tutte quelle tumefazioni in volto e non si è mai ripreso. Adesso almeno avrà trovato la pace. Dal pulpito il parroco ha ricordato il grande senso di comunità di Libero, che ha sempre chiesto giustizia non solo per la sua vicenda ma per tutti quelli che come lui avevano subito rapine ed aggressioni. Ecco, mi ha molto colpito questo venire insieme, ecco, quasi piccola comunità. Ecco, è un bel messaggio che ho ricevuto e che oggi, ecco, come dire, in qualche maniera faccio rimbalzare, ecco, come invito a me stesso e a tutti noi, ecco, il sentirci sempre vicini, uniti nelle difficoltà. Era sempre in prima fila nei cortei per la legittima difesa, seduto nella sua carrozzina con le forze che venivano meno, ma sempre partecipe con la sua Rosina. Per quanto riguarda invece la mamma che si è data fuoco ieri davanti al Tribunale dei minori di Mestre per protestare contro l'adottabilità del proprio figlio, ebbene ancora le prossime ore saranno importanti per capire se potrà sopravvivere. È stata trasferita in rianimazione in gravi condizioni la mamma cinquantenne che si è cosparsa di benzina e si è data fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre, tribunale che aveva dichiarato nei giorni scorsi adottabile la figlioletta di 8 anni. La donna di origini marocchine, residente a Padova, nel quartiere Torre, ha riportato ustioni profonde di secondo e terzo grado sul 50% del corpo. Sebbene le fiamme siano state spente in pochi secondi, le sue condizioni sono apparse subito critiche, tanto da dover essere intubata sul posto dai sanitari del SUAM 118, che l'hanno trasportata all'ospedale dell'Angelo, dove è stato deciso poi il trasferimento al centro Grandi Ustionati di Padova. La prognosi è dunque riservata e decisive saranno le prossime ore. Un caso drammatico che colpisce profondamente l'opinione pubblica, ma anche il gesto di una donna sola di cui le istituzioni non hanno saputo comprendere il dolore e a cui non hanno saputo offrire alcun sostegno, secondo Antonella Veltri, presidente della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza, dire. Allontanare i figli dalle madri, prosegue, collocarli in istituto dovrebbe essere la soluzione estrema, invece viene adottata sempre più spesso dai servizi sociali. Speriamo che questa vicenda spinga le istituzioni a rivedere le prassi che adottano. Ma la cinquantenne, stando al padre della piccola e alle vicende giudiziarie che li avevano visti protagonisti, non era nuova a comportamenti estremi. Questa relazione ha durato per un anno e mezzo. È nata una bambina in cui io circa 3 anni fa dopo l'ho riconosciuta. La bambina è sempre cresciuta non mancandogli assolutamente niente. I miei familiari
sono venuti a sapere dell'accaduto, sono venuti a sapere di questa cosa e siamo qua. Ecco. Il 69enne di Casier racconta di rapporti via via degenerati, chiamate, incursioni a casa e sul posto di lavoro, minacce, ben 4 le denunce di stalking da parte del padre della piccola. Infine la bambina era stata tolta alla madre e in questo quadro il padre non se l'è sentita di chiederne l'affidamento. Sarebbe una cosa peggiorativa per la bambina perché se la madre me la trovo fuori di casa dovrei ogni volta chiamare le forze dell'ordine, la bambina come crescerebbe? I fatti di ieri potrebbero cambiare gli scenari futuri, ma se dovesse essere confermata la strada dell'adozione, il 69enne non vuole comunque perdere il legame con la figlia. Io alla bambina sono affezionato, l'ho vista anche oggi, da mezzogiorno all'1:30 e sono felice di averla vista. Io ho chiesto al tribunale di non perdere la bambina perché io la bambina voglio continuare a vederla. Spero che il tribunale tenga conto di questa mia richiesta volontà. Un protocollo d'intesa firmato dai rettori dell'Università di Padova e di Verona assieme al presidente della regione Zaia permetterà di assumere degli specializzandi. Con questo la regione intenderebbe con il suo piano arrivare alla copertura degli organici per ora mancanti nel giro di 2 anni. Le prime 7 assunzioni, 3 a Verona e 4 a Padova, sono già state effettuate. Altre ne seguiranno perché con la firma del protocollo d'intesa siglato a Palazzo Balbi dal presidente del Veneto Luca Zaia e i rettori delle università di Padova e Verona Rosario Rizzuto e Pierfrancesco Nocini, l'assunzione di medici specializzandi con contratti di formazione e lavoro diventa sistema. L'organico del Veneto idealmente dovrebbe avere 1300 medici in più. Ricordiamo che in Italia mancano 56.000 medici. Oggi la vera difficoltà è trovare medici. L'ultimo concorso per 80 medici di pronto soccorso ci ha fruttato 3 assunti. Con questo accordo, con i concorsi che stiamo facendo e con le ultime normative nazionali del Ministro Speranza, possiamo dire con tranquillità che in 2 o 3 anni si va a regime. L'accordo siglato con le università coinvolge anche le scuole di specializzazione, con 197 specializzandi del 4º e 5º anno che potranno essere assunti con contratti a tempo determinato a 32 ore, con uno stipendio di 2.300 euro al mese. È un accordo storico perché il Veneto mostra ancora una volta la capacità di fare squadra, di lavorare insieme, riuscire ad affrontare un problema, un'emergenza, con una soluzione non di basso profilo ma di altissimo profilo, in cui la soluzione è anche un modello nazionale. Io credo che sia un ulteriore punto d'orgoglio per la nostra regione. Già prima in regione la presenza di specializzandi fuori dalle sedi universitarie stava avvenendo più che nel resto d'Italia. Ora il Veneto diventa un centro pilota a livello nazionale. Sono medici al 4º anno, 5º anno di specialità che le facoltà la nostra facoltà, le scuole di specialità, i direttori valutano in grado di poter avere la massima sicurezza per poter accudire al cittadino, fermo restando che non sono da soli, c'è sempre un tutore. Sono passati esattamente 3 mesi dalla scomparsa di Samira e il marito Mohamed sta per rientrare in Italia. A questo punto ci sarà veramente probabilmente la stretta finale per arrivare a una soluzione di questo che gli inquirenti stanno trattando come un omicidio. Infatti Mohamed è l'unico sospettato per questo omicidio. Presumo che sia veramente questione di ore, insomma, anche perché il termine è di 10 giorni massimo, per cui oggi sono 8 giorni, quindi stiamo parlando proprio di questi giorni, quelli del rimpatrio. L'avvocato Pizzi ha sentito telefonicamente Mohamed in 2 occasioni e nelle scorse ore il 40enne marocchino ha confermato la sua imminente partenza dalla Spagna per essere rimpatriato in Italia. Al suo rientro a Stanghella il marito di Samira dovrà spiegare molte cose, a partire dalla presenza del suo cellulare la notte della scomparsa della moglie nei campi vicino a Solesino. Il telefonino che si muove da solo di notte e va nei campi, insomma, non è certamente una cosa plausibile, per cui è ovvio che qualsiasi spiegazione, qualsiasi giustificazione dovesse dare deve essere verosimile, ecco, perché evidentemente
se non c'è ragionevolezza in quello che si sostiene è meglio non sostenerlo. Nelle brevi telefonate con il suo legale, Mohamed ha detto di essere andato in Spagna per cercare Samira. Sostiene che sia recato in Spagna perché lì gli era stata segnalata la presenza di Samira e che quindi non voleva lasciare nulla di intentato, e a suo dire era già pronto per rientrare in Italia quando venne fermato, tanto vero che lui dice che quando venne fermato aveva in tasca un biglietto per il rientro in Italia. Molti dubbi e tante risposte da dare. L'avvocato Pizzi però è chiaro, la posizione del suo assistito si è aggravata molto, nonostante Mohamed continui a proclamarsi innocente. Se invece, mettendo di fronte all'evidenza che la procura ha raccolto, questo non dovesse essere confermato, ovvero Mohamed dovesse essere realmente colpevole di quello che è successo a Samira, io direi che in questo caso è inevitabile un gesto di umana pietà verso Malika, verso la famiglia di Samira, e far ritrovare il corpo. Un bambino di 10 anni che racconta insomma di essere pronto a farsi esplodere per Allah, ma questo lo vediamo dopo la pausa. Una frase che un bambino alle scuole di Cavarzere avrebbe pronunciato, usiamo il condizionale, speriamo nel condizionale, proprio a scuola, quella sono pronto a farmi esplodere nel nome di Allah. Ovviamente sono parole shock, i carabinieri dicono frasi da non sottovalutare. Per il sindaco anche chiederà un incontro con la dirigente scolastica. Estremismo in famiglia o provocazione infantile. Certo non sono passate inosservate le frasi usate da un bambino di 11 anni alle scuole di Cavarzere, che prima avrebbe riferito di voler andare in Siria dallo zio combattente, poi addirittura di essere pronto a farsi esplodere in nome di Allah. Intendimenti che una compagna di classe del ragazzino ha poi riferito alla madre, che a sua volta l'ha raccontato sui social, facendo diventare la storia virale e muovendo gli stessi carabinieri, che stanno procedendo con tutte le cautele del caso trattandosi di minori. La donna su Facebook ha raccontato quanto riferito dalla figlia, chiosando il tutto con un'ironica benvenuta integrazione. Per il primo cittadino di Cavarzere la vicenda merita tutta l'attenzione possibile. Comunque sia, anche se, torno a ripetere, la comunità è sempre stata una comunità tranquilla, non si può prendere le cose alla leggera, insomma, quindi sono cose molto delicate, quindi è opportuno fare tutte le verifiche del caso. Usa parole di fuoco dalla Lega Pier Francesco Munari, candidato sindaco proprio a Cavarzere. Verifichiamo chi ospitiamo a casa nostra e se non condivide i nostri valori e i nostri principi che vadano altrove. L'invito. A sua volta il sindaco attuale vuole vederci chiaro e annuncia di voler incontrare la dirigente scolastica. A questo giro sicuramente chiederò un incontro con la dirigente scolastica per fare un passaggio interno e capire cosa può essere successo e capire se effettivamente qual è l'entità del problema. Queste giornate di sole inducono sicuramente a fare passeggiate in montagna, escursioni, però purtroppo resta il pericolo, anche dovuto ovviamente a possibili tratti ghiacciati, e quello che è accaduto a un ragazzo 18enne che in un'escursione sul Monte Col è precipitato in un canalone. Una passeggiata in montagna, un pomeriggio di svago per Gabriele Comis, che ieri con il suo cane e l'amico avevano deciso di raggiungere il Monte Col percorrendo il sentiero che si prende poco sopra Campolongo, da Baita a Pian dei Usei. Quasi 12 chilometri di cammino con passaggi a cui in questa stagione bisogna prestare attenzione per l'insidia del ghiaccio. E il ghiaccio ha tradito Gabriele, un passo in fallo, forse una disattenzione, l'ha fatto precipitare in un canalone. Il suo corpo privo di vita è stato recuperato nella tarda serata di ieri in località Bosco Nero. L'amico ha cercato di aiutarlo, ma è ruzzolato pure lui a valle, in mezzo al bosco. Con lui però il destino è stato più clemente. Il ragazzo, pur ferito, è riuscito ad alzarsi e a raggiungere il sentiero per il rientro, dove ha incontrato i soccorritori. A loro il giovane ha raccontato di avere visto scivolare sul ghiaccio e poi scomparire l'amico Gabriele. L'ho chiamato invano, ma poi sono caduto anch'io, ha detto sotto shock ai soccorritori che si erano messi sulle tracce dei due ragazzi nel tardo pomeriggio di ieri, quando le famiglie, non vedendoli rientrare, avevano lanciato l'allarme. I due amici erano sulla via del ritorno, ma al sopraggiungere del buio erano rimasti senza pile e al freddo.
Attorno alle 22 i soccorritori della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino del Comelico hanno recuperato il corpo di Gabriele, trasportato a spalla fino alla baita Pian de Usei e lì affidato al carro funebre. Nell'incidente è morto anche il cane, precipitando nel canalone assieme al ragazzo. Gabriele avrebbe compiuto 19 anni il prossimo agosto, frequentava l'Istituto Fermi di Pieve di Cadore e oltre alla montagna la sua grande passione era il calcio. Tutta Campolongo si è stretta al dolore della famiglia che vive al 105 di Via Nazionale, la strada che attraversa la frazione di Santo Stefano di Cadore. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia in regione si allarga, fa parte di questa sorta di shopping, utilizziamo questo termine impropriamente, sia chiaro, di Fratelli d'Italia tra il centrodestra del Veneto. Accade tra consiglieri comunali, basta pensare all'autentica rivoluzione in corso a Vicenza, ma potrebbe tutto questo avere ancora pesanti ripercussioni anche in funzione elettorale. Alle ultime elezioni regionali, Fratelli d'Italia aveva eletto un consigliere, Sergio Berlato. Con l'ingresso nelle sue fila di Andrea Bassi e Stefano Casali, consiglieri di Centrodestra Veneto, Autonomia e Libertà, a qualche mese dalla fine della legislatura, Fratelli d'Italia è diventata di fatto la quarta forza politica del Consiglio regionale, se si sommano anche Massimo Giorgetti ed Elena Donazzan, che sono entrati nel partito mantenendo i rispettivi gruppi consigliari. Un allargamento che, secondo Ignazio La Russa, è supportato anche dalle intenzioni di voto, ma anche una crescita che sembra mettere in concorrenza i partiti di Giorgia Meloni e Matteo Salvini in una sorta di derby interno al centrodestra, anche a livello locale e regionale. Certi che esistono, per carità, sempre, certi piccoli provincialismi, certe conflittualità locali ci possono stare, ci stanno, ma se uno le guarda con un po' di distacco si accorge che sono niente in confronto a ciò che ci unisce, a ciò che insieme vogliamo realizzare. Il caso però appare superiore ad una bega locale e potenzialmente in grado di influenzare le prossime regionali. A Castelfranco e a Spresiano, Fratelli d'Italia sfida apertamente la Lega nelle elezioni comunali, tanto che il commissario provinciale del Carroccio, Gianangelo Boffa, ha perso la pazienza e messo in dubbio l'alleanza da Treviso a Venezia. E va bene, lui vuol dire che non le farà lui, le farà Salvini, che vuoi che ti dica. Ma la Lega fa paura alla crescita di Fratelli d'Italia? No, io spero di no, ripeto, lo dico in continuazione. Oggi, il sondaggio di oggi prendiamo, dà in crescita sia la Lega sia Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia oltretutto sta crescendo anche prendendo voti fuori dal centrodestra, ma se ne prende e ne prende qualcuno dentro il centrodestra, non di Fratelli d'Italia, sono voti che altrimenti magari finirebbero fuori dalla nostra coalizione. Ci fermiamo per una pausa, poi altre notizie dal Veneto. Dedicare una via Almirante, Giorgio Almirante, a Verona, davvero povera strada. È la prima reazione che è stata affidata dall'agenzia DN Cronos dalla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione nazista, alla Shoah, alla notizia che il Consiglio Comunale di Verona ha votato una delibera per intitolare una strada a Giorgio Almirante, lo storico leader del Movimento Sociale Italiano. Mi chiedo se sia lo stesso comune che concede a me la cittadinanza onoraria e poi intitola una via d'Almirante si mettano d'accordo. Le due scelte sono di fatto incompatibili per storia, per etica, per logica. La città di Verona democraticamente faccia una scelta e decida ciò che vuole, ma non può fare due scelte che sono antitetiche l'una all'altra. Questo no, non è possibile. E la senatrice Liliana Segre sulla via Giorgio Almirante è stata, per così dire, piuttosto chiara come è suo costume. Parliamo invece del giro a luci rosse che è stato scoperto nel veneziano, in particolare parliamo di Quarto d'Altino. Lì la ricetta è questa: riaprire le case chiuse. Sempre voci, chiacchiere, però credo non sia di più o di meno negli altri posti. Ce ne sono tanti qua a Quarto d'Altino purtroppo, una brutta fama. Squillo di lusso per i clienti delle aziende, ragazze sempre pronte, addirittura pagamenti con il POS. A Quarto d'Altino sembra però non esserci più di tanto stupore nei confronti dell'indagine sul giro di prostituzione che ha coinvolto il Game Over in piena zona industriale accanto a un altro locale di San Donà. Chi sa qualcosa di più preferisce mantenere l'anonimato. Se ne parla, non c'è questa attenzione di eliminarla, punto. Questo è quello che penso a me.
fa comodo a qualcuno. Insomma, il problema c'è, o perlomeno c'è stato in passato. Lo stesso Primo Cittadino parla del game over come di un caso isolato, ringraziando le forze dell'ordine per l'intervento, ma resta la questione a monte, ovvero quella di regolarizzare la prostituzione in quanto tale. Sono favorevole alla riapertura delle case chiuse perché credo che attraverso questo sistema si riesca a controllare il fenomeno, ma soprattutto a debellare anche ciò che genera conseguentemente, ma per tanti fattori poi, sia malavitosi che anche, diciamocela tutta, anche igienico-sanitari e di decoro. Da qui la bocciatura netta della famigerata legge Merlin. Se guardiamo dal 1958, quando sono state chiuse, e chiaramente rappresentava anche questo un tentativo per debellare il fenomeno, in 60 anni il risultato praticamente è quasi lo stesso, se non peggiorato. A pensarla così sono diversi cittadini. Meglio regolare, sì, sicuramente, meglio. Favorevole. Deve essere regolarizzata. Perché è un lavoro, è il lavoro più antico della storia. Ma il tema, si sa, è da sempre divisivo. Andrebbe regolarizzato, però comunque non lo favorirei. Comunque è probabilmente favorire un certo tipo di mercificazione della persona femminile che non condivido. Insomma, la senatrice Merlin lo faceva per la dignità delle donne, ma diciamo a decenni di distanza ancora non è apprezzata e compresa da tutti la vicenda. Insomma, una storia tuttora non chiusa nel sentimento di molte persone. E invece noi parliamo di progetti che i comuni tengono sempre in serbo nei propri uffici tecnici, a volte li si tirano fuori, però incuriosisce quando si tirano fuori vecchi progetti spacciandoli per nuovi. Bassano può ora vantare il Ponte Vecchio, il Ponte Nuovo e anche il terzo ponte. Il prossimo ponte sarà forse il curioso caso del Ponte Nuovo già vecchio. La giunta del sindaco Elena Pavan ha evidentemente un forte problema identitario che ruota attorno a questi manufatti, appunto i ponti. Sul Ponte Vecchio, ad esempio, Elena Pavan è incorsa nel discorso alla città per San Bassiano in una serie di infortuni, dapprima celebrando il restauro del ponte, su cui la sua giunta per la verità non può accampare particolari meriti, se non di provenire da una parte che ha spesso osteggiato in passato proprio sta rottuale. Poi inciampando in una sorta di incidente diplomatico, saltando del tutto il ringraziamento per quei parlamentari, Racchella e Sbrollini, che si erano spesi per farlo diventare monumento nazionale. Se per il Ponte Nuovo si provvederà ad una doverosa opera di manutenzione, incuriosisce l'annuncio in pompa magna del ponte ciclopedonale nella zona dell'Istituto Agrario, dal costo di 450.000 euro. Se a qualche bassanese verrà in mente di avere già sentito questa storia, è perché in effetti l'ha già sentita. Eccola qui, è nel programma triennale 2014-2016 della Giunta Cimatti, ovvero di 2 sindaci fa. Eccola qui, passerella sul fiume Brenta, costo 400.000 euro. È proprio quella che ha annunciato come sua Elena Pavan, con tanto di pianta topografica del 2014 che certifica proprio quella zona. Si tratta di un riciclaggio, quindi, nella filosofia di tirare fuori dal cassetto opere già pronte, ratatouille insomma, forse per cercare di dare l'idea di una grande attività di governo cittadino dopo i primi 7 mesi fatti con il freno a mano tirato dalla nuova amministrazione. Insomma, la ricerca del consenso dei cittadini. C'è da notare che, al di là dei soldi, che restano ancora da trovare, quel progetto si era arenato per alcune criticità di natura statica sulle sponde sotto l'Istituto Agrario, problemi che risultano ancora non risolti. Insomma, per ora, un annuncio di una cosa vecchia, di difficile realizzazione e ancora da finanziare. Per la serie, per i fatti, ripassare più avanti. Tutto esaurito a Padova al San Gaetano per una lezione su Van Gogh da parte di Goldin in attesa dell'arrivo delle opere appunto del grande maestro olandese.
Lunghe file al San Gaetano per la prima lezione dedicata a Van Gogh, che dà ufficialmente avvio alla galassia di eventi collegati alla grande mostra organizzata dal critico trevigiano Marco Goldini, in programma a Padova ad ottobre. Tutti esauriti i 250 posti dell'Aula Magna del Centro Culturale per ascoltare il curatore, in prima fila anche il sindaco di Padova Sergio Giordani. La prima lezione è dedicata al tema dell'artista, del pittore come eroe, ed è un po' l'introduzione a tutta la mostra, quindi dietro a questo concetto, a questa idea così del pittore che anticipa il futuro è costruita tutta la mostra. Intanto la mostra Van Gogh, i colori della vita, fa registrare già numeri da record. In appena pochi giorni di apertura straordinaria di prevendite sono già stati venduti oltre 5.000 biglietti. Un esperimento per la linea d'ombra che per la prima volta ha deciso di anticipare con un'apertura straordinaria la prevendita ufficiale, che sarà invece ad aprile. Ma le novità non sono finite qui, perché in Olanda, al Museo Kröller-Müller di Otterlo, dopo aver annunciato una settimana fa l'arrivo di 125 opere, Marco Goldini è riuscito ad ottenere anche il prestito di un altro capolavoro. Questa volta si tratta del maestro del post-impressionismo Paul Signac. Beh, non è detto che non siano anche di più, perché sto lavorando ancora a 2 o 3 prestiti, quindi potremmo anche forse arrivare anche verso le 130 opere. Comunque diciamo che sarà un numero compreso fra 125 e 130. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.